Buonasera a tutte e a tutti, grazie per la vostra presenza. Sono Agostino Maio, responsabile delle relazioni esterne dell'Università di Udine. In tale veste appunto do il benvenuto a voi, ai presenti, ai relatori, alle autorità, ai responsabili, diciamo referenti degli enti che sostengono da anni questo importante progetto di studi, appunto il progetto regionale Terre di Ninive, condotto sin dal 2012 dall'Università degli Studi di Udine, che negli ultimi 2 anni in particolare ha avuto uno sviluppo in termini di risultati e di reputation per l'Ateneo e non solo, e per tutti gli enti appunto che sostengono il progetto, estremamente rilevanti. Alcuni di questi risultati sono, lo ricordo, già stati presentati a Roma esattamente 2 anni fa, il 9 dicembre 2019, nella prestigiosa sede della Regione Friuli Venezia Giulia in Piazza Colonna, e il 15 aprile sempre di quell'anno. Io non mi dilungo oltre perché devo essere un moderatore estremamente moderato, vista l'articolazione dell'incontro di oggi, visto molti presenti, i saluti e gli interventi poi che illustreranno risultati, prospettive, obiettivi raggiunti e anche la visita guidata appunto al virtuale al sito di FAID. Darei la parola al magnifico rettore che credo, insomma, nonostante la sua proverbiale e apprezzata sobrietà, possa in questo contesto, diciamo, davvero esibire un qualche entusiasmo per questi brillanti risultati raggiunti. Entusiasmo sì, alle stelle, soprattutto poi quando abbiamo potuto anche apprendere del premio internazionale che questi scavi, questi lavori, in realtà che durano da più di 2 anni ormai, hanno ottenuto, tant'è che l'abbiamo anche citato nella inaugurazione dell'anno accademico, nella relazione del Rettore. A me piace ricordare, innanzitutto, il dottor Maio ha ricordato, 9 dicembre 2019, una bellissima presentazione, non c'era il Covid, eravamo senza maschere e quindi speriamo di tornare presto anche a quella situazione lì, almeno togliere le maschere e soprattutto stare in salute. Però devo anche dire che fa molto piacere vedere la sala piena, nei limiti naturalmente del possibile, fermo restando le misure di sicurezza, e anche sapere che c'è anche un bel po' di persone e gente che segue a distanza. E a me piace ricordare che questo è un progetto archeologico che è multi e interdisciplinare, ecco, che è condotto appunto dall'Università di Udine ormai da quasi un decennio, 2012 se non ricordo male l'inizio, quindi è già una cosa che mi piace molto perché naturalmente ha e abbraccia discipline diverse, le ha abbracciate nel tempo. E quello che è molto importante, io alcuni punti insomma, che ho messo a fuoco di quello che è stato fatto, che credo vada sottolineato anche al di là poi del dettaglio della presentazione, è l'obiettivo che aveva un po' di comprendere sia la formazione e la trasformazione di un paesaggio archeologico che era dell'Alta Mesopotamia. Se l'obiettivo era quello di identificare e individuare tutti i siti, una mappatura ha portato a più di 1100 siti evidenziati in questo periodo, il che vuol dire un'attività straordinaria, naturalmente fatta in collaborazione con i colleghi del posto. Un'altra cosa molto importante, l'impegno nella conservazione, preservazione direi, del patrimonio culturale in pericolo in un periodo post-bellico nell'ambito iracheno. Stiamo parlando di un ambiente abbastanza, diciamo, particolare. E poi con il supporto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, la formazione di archeologi
locali e quindi il progetto per la creazione di un parco archeologico. Quindi andiamo dalla ricerca, la protezione del patrimonio, la formazione, qua c'è la multidisciplinarietà, c'è tutto perché insomma, l'università compia e realizzi le sue missioni come si deve e di questo credo vada dato molto merito a chi naturalmente l'ha ideata e l'ha portata avanti con una determinazione che non è comune. E poi naturalmente nel 2019, cioè gli ultimi 2 anni, ricordava giustamente Agostino, c'erano stati la scoperta nel sito archeologico di Faida di questi bellissime, quello che ormai è diventato lo screensaver per molto di noi, del computer, ma c'è qualcosa di più, di questi 12 rilievi rupestri assiri per i quali è stato attribuito il premio internazionale e quindi si parla molto spesso di risultati della ricerca, valorizzazione della ricerca e credo che valga la pena di ricordare che questo è l'unico, diciamo, premio per l'archeologia presente nel mondo, quindi credo che sia una soddisfazione. Ricordiamo che fa naturalmente molto orgoglio, rende molto orgogliosa l'università e aumenta ancora di più non solo il prestigio dell'università, ma anche conferma l'eccellenza della ricerca dell'ambito archeologico di un nostro dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici e Patrimonio Culturale, che peraltro è un dipartimento di eccellenza, il dipartimento di eccellenza della nostra università. Poi un'altra cosa interessante, qui magari mi avvicino anche ad ambiti che mi riguardano un pochettino più di vicino scientificamente, la scoperta non solo di acquedotti ma anche della prima area di produzione viticola a Sira, cioè è una prova inconfutabile che i friulani erano già lì all'epoca. Quindi io credo che sia un motivo magari qualcuno stava facendo il tiramisù, però è un motivo in più per guardare a quelle che sono poi non solo i reperti archeologici, ma quanto questo poi ci possono dare idea della società e della cultura, la culla di molte attività agricole, di tutto quello che ormai è diventato tipico di un territorio, in realtà molto veniva prodotto ed è nato lì. E questa è una cosa importantissima, che questo tipo di studi potranno e dovranno continuare anche a chiarire. Io credo che sia una cosa molto importante che tutto questo che si è avuto in questi anni, poi venga condiviso. Ecco, una cosa importante da ricordare non è solo la presentazione nelle giuste sedi romane, è stata ricordata la Regione Friuli Venezia Giulia naturalmente perché questo soggetto è sostenuto dalla Regione in maniera molto convinta, e poi sentiremo anche l'assessore, ma che gli eventi anche di archeologia pubblica, chiamiamola così, se il professor Morandi mi permette, sono stati anche prodotti in loco, aumentando anche la consapevolezza del proprio patrimonio. Credo che questo sia fondamentale perché poi insomma si aumenta ancora di più la coscienza delle proprie radici e anche quanto importante sia preservare questo patrimonio per sé e per gli altri, per tutta l'umanità. Quindi credo che questi siano motivi veramente, ho cercato di stringere al massimo questi, chiamiamoli saluti istituzionali, e non so se sono riuscito a esprimere abbastanza entusiasmo, poi mi dirà eventualmente. Però ecco, c'è un altro motivo poi per essere entusiasti, che come si diceva la Regione Friuli Venezia Giulia ha sostenuto questi progetti, così come fa l'Ateneo convintamente da quando è partito e anche ora naturalmente. Però poi c'è Maeci, il Ministero, come sappiamo, la Fondazione Friuli, che ho qua a sinistra, che ormai citerò come partner, ormai giriamo in coppia praticamente, in qualunque situazione e evento ci sia da propugnare l'interesse della cultura locale. E poi però ci sono anche, oltre all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ArcheoCrowd, di cui ho visto una azienda, una SRL sostanzialmente che sostiene questa ricerca, 3D Target, un'altra, Alif Foundation, Gerda Henkel Foundation, cioè, poche parole, diciamo istituzioni o comunque società che operano
del mecenatismo e riconoscono in questo tipo di attività qualcosa che per cui vale la pena anche cioè investire del patrimonio e del denaro. E oltre alla collaborazione scientifica naturalmente con i colleghi locali, di cui ci diranno senz'altro poi i relatori, credo che vada anche ricordata la collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma 3, altro elemento che ha contribuito a questi scavi. E poi da ultimo vorrei ricordare tutti gli studenti che hanno partecipato attivamente, sempre con grande entusiasmo, superando anche le limitazioni imposte dal Covid e quindi tutte le necessità di avere di seguire delle procedure molto particolari. Credo che quello è l'entusiasmo di cui noi dovremmo essere più contenti. Quando hanno il loro entusiasmo, allora è evidentemente che tutto questo ha senso e modo di andare avanti. Quindi per me, oltre a salutare naturalmente tutti coloro che sono qui e dare il benvenuto all'Ateneo e ringraziare i colleghi per quello che hanno fatto, credo che sia giusto dare un riconoscimento, non solo premio internazionale, per questo grande lavoro di ricerca e divulgazione scientifica, culturale, che viene fatto da questo progetto che ci auguriamo continui ad essere attivo anche nei prossimi anni. Grazie, magnifico, non solo entusiastica ma anche assai esaustiva. Il Rettore ha ricordato i passaggi, la storia, i risultati, i sostenitori di questo progetto e percorso che appunto andremo a ripresentare in questa sede a brevissimo. Ecco, la parola al DIUM, alla direttrice, alla neodirettrice del Dipartimento, che il Rettore ha ricordato essere il Dipartimento di Eccellenza, così come riconosciuto dal Ministero. Dipartimento che ha sempre sostenuto all'interno del proprio panorama di offerta anche didattica e formativa questo asset molto importante, perché se è vero che questo progetto, diciamo, fa i 10 anni di vita, è anche vero che il Dipartimento ha iniziato nel vicino Oriente a operare oltre 20 anni fa, prima in Siria e poi in Kurdistan. Professoressa Linda Boreani. Grazie Agostino Maio, buonasera a tutti. Si sente? Sì. Dunque io sono molto onorata di essere qui questa sera e di portare i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale al quale Daniele Morandi Bonacossi appunto appartiene, al quale appartengono i suoi studenti, i suoi assegnisti, i suoi collaboratori. È stato ricordato che è un dipartimento di eccellenza, uno dei 180 nel sistema universitario pubblico italiano, e sicuramente gli archeologi hanno dato e continuano a dare un contributo importante per far sì che questo dipartimento sia una punta avanzata non solo in Italia ma anche nello scenario internazionale. Ovviamente mi associo a quanto già presentato dal magnifico Rettore nel ringraziare tutti gli sponsor, i sostenitori pubblici, privati, i vicini di Vicolo, la Fondazione Friuli e appunto le altre, come dire, gli altri partner che hanno creduto in questo progetto, perché solo credere nelle cose significa anche poi sostenerle con continuità, non solo diciamo così con dei sostegni spot occasionali, perché solo la continuità e la costanza consentono di arrivare a risultati come questi. Devo dire che quando Daniele mi mandava appunto su WhatsApp le prime foto di queste scoperte, ovviamente io sono una storica dell'arte, non sono un'archeologa, ma con Daniele ci conosciamo appunto da oltre 20 anni proprio perché come dire, abbiamo iniziato un po' insieme il nostro percorso professionale qui all'Università di Udine, e quindi l'emozione della scoperta è qualcosa che è veramente molto bello da condividere. E c'è un altro aspetto
aspetto di questa storia, di questa vicenda che io vorrei sottolineare. Il premio vinto da Daniele Morandi, dal suo gruppo per queste importanti scoperte, è un premio che è dedicato a chi ha dato la propria vita per salvare il patrimonio culturale. Ecco, questo forse ogni tanto magari lo si dimentica, però l'archeologo appunto Khaled al-Assad nel 2015 è stato decapitato in Siria. Lui stava difendendo Palmira e con Daniele ci chiedevamo chissà Palmira cos'è ora, cosa non c'è più. Ecco, credo che questo premio abbia un valore, come dire, anche umano, uno spessore. Non è un premio qualunque, proprio perché mai in tempi come oggi conservare, proteggere l'eredità del passato, che significa l'eredità per il futuro e non solo del presente, credo che questo sia un aspetto su cui forse bisognerebbe riflettere un po' di più. L'altro aspetto, così, ma questo diciamo forse più aneddotico, eccetera, qualche anno fa avevo fatto una breve relazione sulla birra nell'arte, avevo chiesto a Daniele delle iconografie legate appunto alla birra nel mondo assiro, sumero, eccetera. Beh, adesso diciamo che si potrà, come dire, provare a giocare iconograficamente anche con un'altra bevanda che in questa terra è molto cara. Io non rubo altro tempo perché gli interventi sono numerosi e poi sicuramente siamo tutti curiosi di vedere un po', ecco, come verrà divulgato, come verrà disseminato. Queste sono le parole un po' chiave che ormai usiamo, no? I risultati di questa ricerca, chi li vedrà, come, e quindi siamo veramente curiosi di vedere. Grazie ancora a tutti e grazie Daniele per, come dire, per il lavoro che fai e che continuerai a fare. Il tuo dipartimento ti sosterrà sempre. Grazie direttrice anche per aver ricordato appunto il sacrificio dell'archeologo Khaled al-Assad, appunto compiuto di fronte a un fanatismo cieco e barbaro dell'ISIS. Ecco, a proposito appunto di cultura, di valorizzazione del nostro patrimonio, abbiamo con noi l'assessore alla cultura e al personale del Comune di Udine, l'amico Fabrizio Cigolot, che so essere molto vicino all'Ateneo in generale e anche in particolare a questo settore appunto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. Prego Fabrizio. Sì. Grazie al dottor Maio. Allora, saluto il rettore, tutte le autorità e prima cosa io porgo i complimenti, i rallegramenti, non solo a nome mio, è ben poca cosa, ma a nome del signor Sindaco, l'onorevole Pietro Fontanini e dell'amministrazione, perché è inutile dire che tutta la città gioisce di questo prestigioso riconoscimento, ci sentiamo partecipi insomma di questo successo. Poi è chiaro che pensare a un'università relativamente giovane come quella di Udine, insomma, ecco, non sono tantissimi gli anni, ecco, riuscire a conquistarsi, ad affermarsi non solo in un contesto nazionale ma internazionale con ricerche di questa portata e di questo valore ci rende tutti particolarmente, come dire, felici, ecco, e partecipi. Quindi professore, grazie, ecco, di cuore complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare e a cogliere questo successo, ecco, tutta la struttura dell'università ma anche gli sponsor, la fondazione Friuli, è davvero un grande traguardo. Allora io dirò subito che siccome ci sentiamo tutti come entusiasti e partecipi di questa straordinaria vicenda iniziata 30 anni or sono, è stato detto, no? Ecco, con il professor Daniele Morandi Buonacorsi e la sezione di archeologia dei civici musei, dottoressa Paola Visentini, che purtroppo per un contrattempo oggi non può essere qui,
abbiamo stabilito delle positive intese per portare una selezione, penso, non tutta chiaramente, una selezione dei reperti e dei documenti e dei progetti che si sono realizzati in quest'anno nel Castello di Udine nell'anno prossimo. Grazie a un assegno di ricerca, io ho avuto piacere di conoscere la dottoressa Francesca Simi, pochi minuti fa, ecco, un assegno di ricerca messo a disposizione dell'università. Abbiamo questa giovane ricercatrice che ci aiuterà ad allestire questa mostra che porterà all'evidenza della città appunto questo patrimonio di conoscenze e di studi che l'università ha raccolto in questi 30 anni. Penso che sarà un momento per incontrarci tutti quanti assieme nel castello l'anno prossimo e dare testimonianza di quanto concretamente è stato fatto. Io saluto là in fondo il professor Andrea Zannini e ci sentiamo tutti partecipi di queste. E quindi è giusto che ci sia questo momento, tra virgolette, di restituzione o di diffusione alla città di questa eccellenza che è stata realizzata. Quindi questo io lo dico in esordio, ecco, mettendo a disposizione tutti i supporti umani, organizzativi e anche chiaramente finanziari, perché questa mostra, questa esposizione riesca nel migliore dei modi. Ecco, questo lo anticipo anche alla direttrice del Dipartimento, ecco, c'era modo per confermare ancora una volta la proficua collaborazione che esiste tra l'amministrazione cittadina e questa università, che sentiamo, il professor Pinton, molto, molto vicina a noi, ecco, per tutti i motivi che sappiamo, ecco. Però è giusto che sia così, perché i risultati si ottengono lavorando in squadra, si ottengono discutendo, condividendo, possiamo avere delle opinioni diverse, però dopo mettendoci a lavorare tutti dalla stessa parte. E poi sentite, io una piccola riflessione sentendo la professoressa Borean, l'Iraq è un paese martoriato, insomma, da quanti anni di guerra. Abbiamo inaugurato una mostra dedicata a Marcello D'Olivo, che quanti anni fa non costruiva il monumento al milite ignoto a Baghdad. So io che legami ci siano tra Udine e quel paese, sinceramente non riesco a immaginarmeli, però succede che i friulani si muovono, fanno, scavano, lavorano, costruiscono, eccetera. E allora mi piace immaginare che questa nostra cittadina così periferica, 100.000 poco più abitanti, però abbia un ruolo attivo, sia protagonista anche in queste relazioni internazionali, sulla base degli uomini di valore che la città può esprimere o che qui vengono a lavorare, sulla base delle istituzioni che qui hanno sede, sulla base di una volontà di costruire, di aprirsi e di dialogare veramente all'insegna della cultura e anche dei valori che, insomma, dell'uomo che ci stanno attorno, perché di questo si tratta, anche quando ricordiamo questa persona che ha colpito tutti, questo archeologo a Ninive, insomma, scusatemi, a Palmira, ci ricordiamo quell'episodio. Quindi una bella giornata luminosa, ecco come luminosa questa immagine di Ninive che qui è riproposta con questo cielo così bello. Non è il nostro cielo di Udine di questi giorni, però ecco, penso che sia un bel segnale anche per il futuro che attende i progetti dell'Università di Udine. Complimenti ancora, grazie. Grazie Assessore Cigolotta anche per questa, diciamo, primizia di cui ci ha reso partecipe. È una bella iniziativa del Comune, appunto come hai sottolineato, esempio di valorizzazione e di promozione tra enti presenti nel nostro territorio dei risultati che vengono acquisiti. Quindi bene, grazie. Presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, grande e convinto sostenitore di questo progetto, già presente alla presentazione che ricordavamo del 9 dicembre 2019 a Roma. Io posso solo dire che in quasi tutti i suoi interventi pubblici, nel citare esempi virtuosi della collaborazione con l'Ateneo e dell'Ateneo stesso, cita sempre appunto il progetto Terra di Ninive e il ruolo che la Fondazione ha. Grazie Giuseppe. Grazie, buonasera a tutti. Beh, allora
mi pare che la prima cosa da fare sia quella di salutare con grande entusiasmo il professor Bonacossi, perché altrimenti il nostro moderatore si arrabbia. E per poterlo fare al meglio, caro professore, io vorrei salutarti utilizzando la formula che ha utilizzato Repubblica nell'illustrare questo premio ricevuto e che ha detto hanno vinto il pallone d'oro per l'archeologia. E quindi vuol dire che siamo al top. E se pensate bene, quel premio è vero che è stato conferito dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ma attenzione, il partner della Borsa Mediterranea sono le 7 riviste divulgative più importanti d'Europa che trattano di archeologia. E questo è il passaggio fondamentale da sottolineare per capire il valore patrimoniale del passaggio che l'Università di Udine è riuscita a fare. Ma se vogliamo tradurlo, cosa significa? Cos'è successo? È successo che UniUd, la nostra università, caro Magnifico, ha avuto la capacità di sbaragliare il campo di tutti gli altri contendenti europei che comunque potevano vantare delle scoperte in ogni parte del mondo, sempre in tema di archeologia. E la medaglia che hanno vinto loro e che si sono puntati al petto è una medaglia che ha anche un valore simbolico molto grande. Significa avere la capacità di fare la differenza. E questo è il simbolo che vogliamo attribuire a quello che siete riusciti a fare voi in questi anni. Perché, lo diceva benissimo prima l'assessore Cigolot, se noi vogliamo davvero fare la differenza, essere attrattivi, andare anche oltre quel decentramento che abbiamo rispetto ai flussi principali di tutto, è chiaro che dobbiamo avere la spinta continua a cercare delle caratteristiche, dei tratti di unicità, facendo anche delle scelte coraggiose che ci distinguono dagli altri e sono capaci di richiamare l'attenzione su questo territorio, su questa collocazione geografica che noi abbiamo. E questa azione va fatta con grande continuità, perché se ha successo ti costruisci una reputazione che da sola è in grado di attrarre l'interesse a qualsiasi livello, in qualsiasi settore. E questa è la strada giusta, perché il biglietto da visita che in tanti anni di lavoro e di ricerca hanno costruito il dottor Bonacossi e tutta la sua equipe è uno di quei biglietti che quando metti sul tavolo è un biglietto che ha il suo peso. È un biglietto importante, perché contiene sì dei valori significativi dal punto di vista scientifico, ma contiene anche messaggi relazionali importanti, contiene messaggi umanitari importanti, perché il modo nel quale loro sviluppano il loro lavoro, anche con la contaminazione e l'interscambio culturale fra popolazioni diverse, è un valore straordinario, è un valore eccelso, è un valore che ci dice, e sottolineo ancora una volta, che l'importante è che noi qui a Udine, in Friuli, continuiamo a avere questa voglia di fare la differenza. Lo vogliamo fare con sacrificio, con passione, senza mollare mai, e poi i palloni d'oro bisogna collezionarli, perché da soli non stanno bene. Grazie a tutti. Grazie appunto il Presidente, il cui entusiasmo, come dicevo prima, non manca mai, anche la forza delle sue espressioni sono sempre significative. Ora prima si è illustrato anche della collaborazione scientifica che da un paio d'anni a questa parte è stata avviata con l'importante Ateneo di Roma 3. Qui con noi appunto abbiamo il professor Guido Giordano, coordinatore della sezione di Scienze Geologiche del Dipartimento di Scienze della Università appunto Roma 3, che è partner con UniUd. Prego professore. Buonasera a tutti, grazie davvero di cuore per questo invito. Ringrazio ovviamente il magnifico rettore, la direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, tutte le autorità presenti, i partecipanti al progetto, ovviamente in particolare soprattutto i miei
Complimenti al professor Daniele Morandi Bonaccorsi per questo successo, per questa ricerca veramente eccellente, giustamente riconosciuta come tale, e vorrei dire che lo ringrazio moltissimo anche per il carattere di multidisciplinarietà che ha voluto dare a questa ricerca. Io sono un vulcanologo, forse vedete dietro, quello non è dove sono io, è il mio sfondo, quello è il Vesuvio, e ovviamente diciamo, questo dice tanto di quanti rapporti tra i geologi e gli archeologi siano profondi da sempre, insomma Pompei, Ercolano e ovviamente tutto quello che è nato da questa storia incredibile rendono queste discipline molto prossime e ovviamente anche molto al di là delle nostre specifiche. Però credo che l'aspetto della multidisciplinarietà sia veramente qualcosa di importante che il progetto, il vostro progetto ha portato avanti. Credo che sia un modo veramente moderno di pensare alla ricerca, consente anche rapporti importanti tra atenei, quindi rafforzando anche il legame tra la componente accademica, che credo oggi più che mai, peraltro anche con le sfide che ci pone e ci propone il nuovo PNRR, siamo chiamati ad affrontare, e io credo noi proprio come mondo accademico in particolare abbiamo la necessità di ideare anche modi nuovi di stare insieme, di cooperare, e credo che veramente l'Università di Udine, questo progetto in particolare, stia dando veramente un esempio a livello nazionale. Per cui vi ringrazio molto, ne approfitto ovviamente non solo per portare diciamo, il saluto del Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma 3, ma nello specifico, visto che avete toccato diciamo, i temi che riguardano la cultura nella creazione di un mondo di pace, mi permetto anche, visto che sono referente della rete delle università per la pace, che è un'iniziativa a livello nazionale voluta dalla CRUI e di cui Roma 3 fa parte, così come l'Università di Udine. È un'iniziativa importante, nata da un anno e mezzo e sta crescendo, e vorrei diciamo, dire quanto è importante quello che state facendo, e credo che la rete sia una fantastica opportunità per dare un contesto a questo tipo di studi di livello diciamo, nazionale, per poter sostenere la creazione di un'attenzione, di una cultura che voi avete diciamo, sensibilmente già dimostrato, e che è veramente opportuno che si diffonda ad ampio raggio. Quindi grazie ancora e buon lavoro, complimenti. Grazie professor Giordano. Ora è stato appunto ricordato, abbiamo con noi l'ingegner Francesco Zornio, manager, imprenditore di successo, tra i fondatori nel 2018 di ArcheoCrowd, ed è diciamo, l'unica società italiana che sostiene la ricerca nel settore del patrimonio culturale con fondi esclusivamente privati, quindi ritenendo evidentemente che la valorizzazione di questo patrimonio abbia diciamo, rilevanza non solo culturale ma anche economica e sociale. Insomma, si potrebbe sintetizzare dicendo che è una risposta concreta a chi sostiene che con la cultura non si mangia. Prego, ingegnere. Grazie alla presentazione, non c'è nulla da aggiungere in realtà qui. No, ringraziamo l'Università di Udine per averci invitato, l'amministrazione comunale di Udine e anche il presidente della fondazione con cui abbiamo un rapporto di lungo periodo. Sì, noi siamo quelli che di solito sono nella voce sponsor, no? In fondo, in basso, eccetera. Spero non l'unica società che fa questo mestiere. In realtà ArcheoCrowd, che è nata proprio da un'idea, nata da un lavoro che abbiamo fatto con il professore qui all'università, è una società oggi costituita da un gruppo di imprenditori, una start-up innovativa in realtà,
che vuole cercare di trasformare in euro a supporto delle iniziative, perché le iniziative hanno bisogno di euro, questo poi è il punto, o dollari, insomma, quello che serve, e quello che è il principio e la grande propensione dei privati a investire nella ricerca e nella tutela del patrimonio culturale. Io dico investire perché derubricare l'investimento, il versamento a una donazione, un atto di puro mecenatismo disinteressato, in realtà è fuorviante, cioè è una cosa che non va lontano, in realtà deve essere molto interessato. L'investimento del privato nasce da un obiettivo, che è quello di valorizzare le proprie attività o la propria personalità. Allora, parlando del privato, può essere l'imprenditore che trova nell'associare il proprio investimento a un'iniziativa specifica. A questo abbiamo contribuito nel nostro piccolo a questa iniziativa, ma anche ad altre dell'università e non solo negli anni scorsi. Questa associazione può generare un impatto reputazionale, un ritorno d'immagine, anche degli obiettivi economici perfettamente legittimi, pur nell'ambito di un bene indisponibile come quello culturale, che fanno il successo dell'imprenditore. Ci siamo accorti che i denari di cui un mese di scavi può avere bisogno sono confrontabili con le strenne natalizie che una media azienda regala al suo personale. Quindi voglio dire, se confrontiamo con un budget di marketing un mese di scavi di un'azienda di media dimensione, signori, hai voglia se ci sono disponibilità di capitali, mancava il collegamento tra la disponibilità a investire e l'interesse a investire. Allora, siccome non può essere l'archeologo il grande comunicatore e ricercatore di fondi, perché secondo noi è concettualmente sbagliato che debba farlo l'archeologo, poi in realtà lo fa l'archeologo, e per fortuna qui abbiamo un grande comunicatore, perché se non ci fosse un evento come questo, altro che pallone d'oro, cioè parleremo del nulla. Questo è il momento principe della valorizzazione. Però mancava qualcuno che collegasse l'iniziativa all'interesse economico. Archeocrowd nasce con questo obiettivo, ma di strada ne abbiamo tanta da fare. Poi c'è anche l'interesse del privato che investe nella propria formazione, cioè io investo in un'iniziativa culturale magari molto vicina a me territorialmente perché mi arricchisco culturalmente e do un lascito anche ai miei familiari. Abbiamo, questo forse non l'abbiamo ancora detto, abbiamo l'anno scorso sviluppato la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al reward crowdfunding, quindi alla raccolta di fondi al pubblico destinata alla difesa del patrimonio culturale, che funziona. Ovviamente l'abbiamo fatta nel 2020, l'anno peggiore, perché c'erano i soldi, mancavano iniziative. Adesso la riproporremo come lancio. Abbiamo presentato all'amministrazione comunale questo progetto ormai troppo tempo fa, era all'inizio dell'anno scorso, l'idea di coinvolgere anche la cittadinanza di Udine in un progetto di presentazione di idee da sviluppare. L'abbiamo sviluppato per le scuole di Udine, un progetto pilota in cui i ragazzi individuino dei progetti di difesa del patrimonio culturale che poi la cittadinanza e noi finanziamo. Tutto questo porta sempre nella stessa direzione, il privato che contribuisce, non sostituisce, contribuisce al finanziamento del patrimonio culturale. Certo che però se non avessimo poi un momento come questo, tutto questo sarebbe inutile. Quindi complimenti al professore e grazie all'università per aver creato un momento come questo. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi di Archeocrowd per questa brillante presentazione innovativa anche di un modo di fare, diciamo così, di sostenere la ricerca e di credere in quelli che sono i risvolti, ripeto, non solo culturali della ricerca e della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. Potremmo dire forse con il CEO di 3D Target, azienda estremamente innovativa che ha sede a Milano, che anche a Brescia, chiedo scusa, a Brescia, che anche questa azienda ha contribuito in maniera concreta alla realizzazione di questo progetto e in particolare, ce lo dirà lei, insomma, all'aspetto appunto della visita virtuale, poiché l'azienda si occupa di anche organizzare corsi di formazione, ma anche di vendita, noleggio di strumenti estremamente sofisticati nel terreno appunto della misurazione, come dite voi, come c'è scritto nella di misurazione non invasiva, come non distruttiva.
Ecco, non a contatto, quindi anche per limitare il campo di utilizzo. Bene, bene dottore, prego. Grazie, grazie. Visto che lei ha sdoganato la mascherina, la tolgo un attimo durante l'intervento. Ringrazio il magnifico rettore, ringrazio il professore Daniele. Io sono archeologo, quindi di partenza mi sento a casa, no? Perché mi sono laureato a Verona, Padova, dicevamo prima con Daniele, e quindi mi sembra di chiudere il cerchio. Quindi in questa situazione in cui noi siamo stati invitati a partecipare, grazie anche ad Alessandro e al Dipartimento di Roma, a questo intervento così prestigioso, non sapevamo del pallone d'oro prima di vincerlo, quindi ci siamo messi a fare il terzino e il centrocampista e via via, e poi siamo riusciti ad arrivare, o meglio, visto che io ho sempre giocato a basket, lei è il playmaker, tu sei il playmaker e noi facevamo le guardie, le ali e quant'altro. Lo dico anche perché Udine è stato una delle squadre con cui ho giocato contro cui ho giocato da giovane. A Udine mi lega anche un legame affettivo, perché un mio carissimo amico ha lavorato qui nella fabbrica Nota, che voi sapete importantissima nell'ambito dell'acciaio, non si nominano per non fare pubblicità, però è una città che sento vicina, una città che sentirò sempre più vicina, e mi piace anche partecipare a questo intervento. Diciamo che anche nella mia tesi di laurea si parlava di sempre gli stessi temi, no? Quindi di necessità di fondi, necessità di documentazione e quant'altro. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di dare un contributo fornendo strumentazione di rilievo, non a contatto, 3D, per documentare al meglio quello che purtroppo si rischia di distruggere o che venga distrutto. L'archeologo per sua natura è un distruttore, perché deve procedere strato per strato, ma è anche un documentatore, quindi il laser scanner, che è uno degli attrezzi che sono stati utilizzati da noi, forniti in questo scavo, in questo periodo purtroppo verrà utilizzato, e viene utilizzato, è stato utilizzato anche per proteggere da eventuali distruzioni dolose, e questo è un tema che purtroppo in quell'ambito, in quelle zone del mondo è ancora presente. E io faccio sempre riferimento al Medioevo, no? Noi abbiamo vissuto un Medioevo culturale qualche centinaio di anni fa, purtroppo in questo momento forse è quell'area che vive un Medioevo culturale. È un'area che ci ha donato i numeri, ci ha donato l'invenzione dei numeri, ci ha donato l'invenzione della scrittura, ci ha donato, non tanto distante da dove siete voi, delle tavole storiche, religiose e quant'altro, quindi sono molto 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 contento di essere qui oggi, e spero di essere anche vettore di entusiasmo per i ragazzi che sono, o gli studenti che sono da quella parte in questo momento, perché mai mi sarei aspettato di essere di qua, quindi avanti, e poi ovviamente si fa sempre gruppo, quindi per vincere una partita è necessario la parte finanziaria, la parte economica, la parte organizzativa, la parte istituzionale, la parte poi del muscolo, lavorativa, e del cervello, e questo credo che sia un bel gruppo, e purtroppo ho partecipato poco direttamente alla parte operativa, ma mi riprometto di entrare più nel dettaglio. Poi volevo parlare anche di qualcosa di archeologico, ma è fuori luogo, diciamo, qua, rispetto a così tante esperienza e diciamo, professionalità. Grazie a tutti. Grazie dottor Girardi per il suo intervento, e anche a lei per l'entusiasmo, spirito di team evidentemente acquisito anche dall'esperienza cestistica. La dottoressa Alessia Rosolin mi aveva comunicato appunto che è stata convocata ad una conferenza con il Mise dal ministro Giorgetti, e che quindi con ogni probabilità noi abbiamo attivato il collegamento, ma qualora appunto per quest'ora non si fosse collegata, evidentemente si trova nell'impossibilità di farlo. Però tramite mio
appunto mi prega di, diciamo così, far passare un suo messaggio, che è quello che peraltro aveva già in altre occasioni enunciato, e riprendo appunto le 2 presentazioni di Roma ove l'assessore Rosolén era presente, ossia quello del grandissimo orgoglio per la Regione Friuli Venezia Giulia di essere al fianco dell'Università di Udine e di tutti questi enti, aziende, sostenitrici e collaboratori e partner di questo progetto, poiché appunto l'assessore Rosolén mi ha proprio pregato di dire che questa della valorizzazione del patrimonio archeologico è un settore di grandissimo interesse, nei confronti dei quali peraltro lei stessa ha un grande entusiasmo, e più volte infatti il professor Morandi ricorderà ha espresso il desiderio di poter poi anche di persona vedere i risultati di questi interventi. E quindi, nonostante mi abbia scritto appunto talvolta è poco valorizzato questo settore, lei e la Regione lo ritengono realmente di fondamentale rilevanza. Ecco, questo un po' il messaggio da parte dell'assessore Rosolén, oltre ovviamente ai saluti suoi e dell'amministrazione regionale nei confronti dei presenti a questo incontro e delle autorità dei relatori. Dunque, conclusa diciamo la parte dei saluti e degli interventi, arriviamo appunto alle presentazioni che si articoleranno in 3 momenti, prima della quale quella appunto del leader del progetto partner, il progetto appunto che andiamo a illustrare, il professor Daniele Morandi Bonaccossi, professore di archeologia del Vicino Oriente dell'Università di Udine. La seconda, magari le cito tutte, la seconda della già richiamata appunto assegnista di ricerca, la dottoressa Francesca Simi, che invece ci parlerà dell'archeologia pubblica e protezione del patrimonio culturale in uno scenario post-bellico. E quindi infine il collega di Roma 3, responsabile tecnico del laboratorio GIS del Dipartimento di Scienze, il dottor Alessandro Cecili, che appunto ci condurrà in questa presentazione virtuale del sito di Faida. Grazie. Magnifico rettore, cara direttrice, autorità, colleghi, carissime studentesse, carissimi studenti, signore e signori. Beh, ecco, questa sera è già stato detto da molti di coloro che mi hanno preceduto, abbiamo questo incontro, questo evento che io spero poi anche adesso di gestire come una piacevole chiacchierata per voi, che è prima di tutto un po' una celebrazione, no? Una piccola festa per 2 importanti obiettivi che il nostro Ateneo ha raggiunto. Il primo obiettivo in realtà è un anniversario in qualche modo, perché quest'anno è stato il 10° anno della nostra missione archeologica nel Kurdistan iracheno. Abbiamo iniziato con i nostri colleghi della direzione dell'antichità di Dohuk, il dottor Hassan Ahmed Qasim e attualmente il dottor Hassan Bekas, che è il nuovo direttore dell'antichità. Abbiamo iniziato appunto questa che per noi è stata naturalmente una grande avventura. E il secondo obiettivo che vorrei così ricordare qui, e sperando di non sembrare troppo autoreferenziale, è un altro goal che abbiamo in qualche modo messo a segno, credo, perché il nostro Ateneo, che è un giovane Ateneo come tutti sapete, ormai da quasi 30 anni ha imboccato la strada dell'Antico Oriente e da quasi 30 anni è attivo con missioni archeologiche, prima in Siria e appunto da 10 anni in Iraq. E la scommessa, in fondo, in qualche modo anche il sogno nostro di tutti noi è stato quello di
mostrare come un ateneo di medie dimensioni, diciamo periferico geograficamente, ma non certo periferico scientificamente e strutturalmente, poteva raggiungere una posizione centrale e in qualche modo anche di leadership in un settore molto concorrenziale dell'umanistica, qual è quello della ricerca archeologica sul campo in ambito internazionale, che credo che questo obiettivo sia stato raggiunto, quindi queste sono le due prime riflessioni che voglio condividere con voi. Acqua, vino e divinità sono le parole chiave che mi introducono al paesaggio nel quale vi porterò con il nostro progetto che si chiama Progetto Archeologico Regionale Terra di Ninive. Perché Terra di Ninive? Terra di Ninive perché noi lavoriamo, come vedete da questa carta, nell'Iraq del Nord, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, che è una regione autonoma dell'Iraq confederato, nel nord del paese, in una regione che, come vedete, è molto vicina a quella che è stata l'antica Ninive, l'ultima grande capitale dell'impero assiro che oggi si trova all'interno di Mosul. E noi ci muoviamo nella campagna di Ninive e da qui questo il nome del progetto. È una regione, come vedete, quella inserita in questo riquadro marcato in bianco, di grandi dimensioni, grande quasi 2/3, l'equivalente di 2/3 della provincia di Udine, 3.000 chilometri quadri circa. E quindi è una regione estremamente vasta, ubicata in un'area di frontiera, come si vede, di frontiera dal punto di vista fisiografico, prima di tutto, perché è a cavallo fra le grandi catene montuose dello Zagro, che sono una catena di tipo alpino, con vette che raggiungono i 4.000 e i 5.000 metri, un po' come le nostre Alpi, e invece le pianure, le grandi e vastissime pianure ondulate, attraversate dal Tigri e dai suoi grandi affluenti, dove appunto sono fiorite una serie di civiltà urbane molto importanti di cui vi parlerò brevissimamente. Una regione quindi fatta di paesaggi straordinari, bellissimi, come vedete anche in queste diapositive, anche contrastanti, grandi montagne, paesaggi impervi, grandi paesaggi fluviali, il fiume Tigri a destra, paesaggi culturali, siti archeologici nascosti sotto quelle che noi in gergo, noi archeologi chiamiamo telle, che sono delle montagnole artificiali all'interno delle quali si nascondono insediamenti susseguitisi nel tempo e le grandi pianure ondulate della Mesopotamia del Nord. Noi in questa regione, come è stato ricordato prima, abbiamo individuato, scoperto più di 1140 siti archeologici che hanno popolato, come vedete, un paesaggio insediativo, un paesaggio culturale estremamente denso. Abbiamo condotto anche 2 scavi archeologici, uno nel sito di Ghire Gomel, sempre in collaborazione con i colleghi curdi della direzione dell'antichità di Dohuk. Noi crediamo molto nella cooperazione internazionale, quindi vogliamo che le nostre missioni sul campo siano delle missioni congiunte con i partner quindi del Kurdistan iracheno. Dicevo, il primo scavo nel sito di Gomel che abbiamo potuto individuare e identificare con l'antica Gaugamela, no? Che evocherà ricordi in tutti voi, il luogo dove nel 331 a.C. Alessandro Magno sconfisse definitivamente il grande re dei Persiani Dario III, abbattendo l'impero Achemenide e costruendo il nuovo grande impero macedone che si estendeva a cavallo di 2 continenti, fra la Grecia continentale, la Macedonia da un lato e le pianure dell'Asia centrale e della valle dell'Indo, nell'odierno Pakistan, dall'altro. Il secondo scavo, che è lo scavo di cui vi parlerò anche oggi, è lo scavo del canale assiro e dei rilievi assiri di Faida che vedete indicato in questa carta. È un progetto il nostro che ha obiettivi molteplici, un progetto multidisciplinare e interdisciplinare, come ha già ricordato il Magnifico, che ha come obiettivo prima di tutto quello di ricostruire la storia dell'insediamento di un territorio così vasto e la storia dell'utilizzo delle risorse, prima di tutto l'acqua e i suoli, i 2 beni, 2 strumenti principali per la produzione in una civiltà che rimane una civiltà agricola, ma anche
centrale nel nostro lavoro è lo studio di quel processo culturale, economico e sociale di importanza cruciale per la storia dell'umanità, che è stato il passaggio da una economia di tipo predatorio basata sulla caccia e la raccolta a un'economia invece di tipo produttivo, quella che noi archeologi chiamiamo la transizione neolitica. Ma ancora al centro del nostro progetto sono anche altri processi culturali di importanza strategica per la storia dell'umanità, che sono, come dire, fermentati proprio in questo territorio della mezzaluna fertile, no? La mezzaluna fertile che si studiava e si studia tuttora giustamente nei manuali di scuola, si colloca proprio qui, in questa regione a cavallo fra le montagne dell'Iraq del nord, della Siria del nord e delle catene appunto del Levante. La nascita dello Stato, la formazione quindi delle prime società complesse, delle prime società statali e la nascita delle prime città, e assieme a questo la formazione dei primi imperi, delle prime grandi strutture di tipo globale e interregionale, e l'impero assiro, che ha avuto la sua culla proprio in questo territorio, è uno dei primi obiettivi della nostra ricerca, assieme naturalmente al censimento dei siti archeologici, proprio con l'obiettivo non soltanto di conoscere il passato, ma anche di aiutare i nostri amici e colleghi della direzione delle antichità a proteggere meglio. Si può proteggere solo ciò che si conosce, dalla speculazione, dalla distruzione, dal vandalismo, e quindi la collaborazione in questo campo è strettissima, come del resto anche la nostra attività di restauro e di valorizzazione del patrimonio culturale. Dicevo, la nascita degli imperi. Questo è uno degli obiettivi principali del nostro progetto, perché abbiamo avuto la fortuna, il privilegio anche, grazie alla generosità della direzione dell'antichità del Kurdistan iracheno, di lavorare per la prima volta. Non è mai stato possibile farlo finora, perché la situazione geopolitica di questa regione, che tutti voi conoscete, negli ultimi 40 anni ha reso impossibili, fino almeno al 2010-2011, ha reso impossibile ogni attività di ricerca archeologica. Quindi il cuore di quello che è stato il primo impero globale della storia dell'uomo, un impero, quello assiro, che fra l'VIII e il VII secolo a.C., come vedete da questa carta, si è esteso dal Golfo Persico all'Iran occidentale, all'intero Iraq, la Turchia sudorientale, tutto il Levante, l'odierna Siria, il Libano, Israele, la Palestina, giù addirittura fino a conquistare anche l'Egitto. Bene, il cuore di questo impero non era mai stato studiato all'interno di questa linea verde, e come vedete la nostra area di studio si colloca proprio in questa regione, e abbiamo quindi potuto studiare il processo di costruzione dal punto di vista materiale e simbolico anche di una nuova struttura imperiale. E quindi durante la nostra ricognizione di superficie abbiamo individuato centinaia di siti appartenenti a questo periodo, quasi 350 siti che formano un paesaggio polverizzato nel territorio. Come vedete, ogni spazio disponibile è quasi occupato, è fatto soprattutto di villaggi, di piccoli borghi agricoli, di fattorie isolate e alcuni centri di tipo urbano che dovevano garantire l'amministrazione di questa grande campagna nell'entroterra della capitale, che produceva per sostenere lo sviluppo demografico e socioculturale di una metropoli di circa 100.000 abitanti. Questa è la popolazione che si può stimare per Ninive, insomma una Udine del 700 a.C., di 2700 anni fa. Com'era possibile garantire il sostentamento di una campagna così fittamente insediata e di una metropoli così grande? Attraverso la creazione di una delle più straordinarie opere idrauliche che l'antichità preclassica abbia mai costruito, e questo ci porta alla prima delle nostre parole chiave: acqua, l'acqua che scorreva nei canali, in questa straordinaria rete di canali che vedete qui. Adesso non entrerò in dettaglio naturalmente, ma sono più di 340 chilometri di canali, di corsi d'acqua perenni o stagionali il cui corso veniva canalizzato, sbarramenti fluviali, dighe,
argini e anche acquedotti, i primi acquedotti in pietra della storia dell'uomo. Qual era l'obiettivo di questa rete di canali così estesa? Quello di irrigare la campagna nell'entroterra di Ninive per aumentare la produzione agricola e sostenere la vita urbana e lo sforzo anche imperialistico di questa compagine statale, e portare naturalmente l'acqua alla capitale Ninive, al Palazzo del Sovrano, ai parchi imperiali e alla regione circostante. Il canale di Faida è uno dei canali che noi stiamo appunto studiando. Ed è un canale, come vedete, straordinario, ben riconoscibile qui in questa foto dal drone, che noi abbiamo scavato a partire dal 2019 in collaborazione con la direzione dell'antichità di Dohuk. È un canale di cui siamo riusciti quest'anno a capire anche interamente il funzionamento, per esempio da dove veniva l'acqua, certo non un problema minore, non c'è nessun fiume lì, e abbiamo scoperto che l'acqua veniva derivata e deviata da una serie di risorgenti carsiche che facevano uscire l'acqua alla piedi di questa catena, di questa bassa catena di colline ai cui piedi il canale è scavato nella roccia, e alimentava quindi il corso di questo canale. E qui vedete appunto l'inizio, la testa del canale. Ma ancora più straordinario, e questa è stata la scoperta veramente eccezionale del 2019, che si è riperpetuata anche nel 2021, quest'anno nel 2020 naturalmente non è stato possibile lavorare per ovvie ragioni legate all'emergenza pandemica, la presenza sulla sponda sinistra di questo canale scavato nella roccia di 10 prima, quest'anno sono diventati 12, straordinari rilievi rupestri di grandi dimensioni, quasi 5 metri di larghezza per quasi 2 metri di altezza, che come vedete rappresentano una scena straordinaria inquadrata a destra e a sinistra dalla figura del sovrano, che è rappresentato in preghiera di fronte a quelle che sono le statue, perché vedete queste figure stanno tutte su di un podio, che originariamente nella realtà era un podio di legno, che indica che si tratta delle statue di culto delle divinità principali del Pantheon assiro, primo fra tutti il dio Assur, la divinità suprema, rappresentato infatti con gerarchicamente, come dire, con dimensioni superiori, sua moglie, la dea Mullissu, seduta su un trono intarsiato, vedete, con figure, poggiato sul dorso del suo animale simbolo, un leone, il dio della luna, il dio lunare Sin, anche egli stante su un essere mitologico, si chiamava Abubu in accadico, e rappresentava il diluvio universale, le acque del diluvio. Dietro a lui il dio della sapienza, il dio Nabu, su un dragone, colui che ha dato la scrittura all'umanità. Se scriviamo dobbiamo ringraziare il dio della sapienza mesopotamico, e dietro a lui un'altra divinità importantissima, il dio del sole, il dio Shamash, rappresentato su un cavallo, perché il cavallo è l'animale che, trainando il cocchio del dio solare, permette all'astro celeste di compiere tutto il suo percorso durante il giorno. E dietro a lui il dio della tempesta, il dio Hadad, che stringe nelle mani un mazzo di fulmini, che sono i fulmini che vengono lanciati durante i temporali, in piedi sul Abubu, appunto la personificazione del diluvio, e su di un toro, perché nella mitologia mesopotamica si riteneva che il rumore prodotto dagli zoccoli del toro, del dio Hadad, che colpiscono le nubi nel cielo, siano appunto i responsabili del rumore appunto dei tuoni. E infine questa straordinaria sfilata in qualche modo delle divinità è chiusa da un'altra divinità femminile. Due sono le divinità femminili, Mullissu e la dea Ishtar, la dea dell'amore, inteso come forza riproduttiva, come eros, come forza, come amore carnale, e dea anche significativamente della guerra. Vi faccio vedere un brevissimo video di 2 minuti e mezzo per portarvi anche in questo straordinario ambiente.
qualche foto così per farveli vedere con più calma, farvi apprezzare anche la bellezza e i dettagli di questi meravigliosissimi, parola inesistente, pannelli scolpiti sulla sponda del canale, e anche il canale che si vede molto bene qui in queste immagini, anche in questa immagine notturna nella quale abbiamo con le luci, la nostra fotografa Dani Tagen ha voluto così mimare e imitare in qualche modo, dare l'impressione dell'acqua che scorre nel canale. Ma questo sito è anche un sito tremendamente minacciato dagli agenti atmosferici, da vandalismo, da distruzione e dall'espansione delle attività produttive, quindi anche in questo risiede l'importanza della nostra missione congiunta italo-curda nel quadro di uno scavo che è uno scavo di salvataggio essenzialmente di un patrimonio culturale in pericolo. Ma anche gli assiri dovevano proteggere le loro opere, le loro infrastrutture, i loro canali, perché come vedete in questa carta i canali vengono attraversati molto spesso, venivano intersecati da corsi d'acqua stagionali. Questi corsi d'acqua stagionali erano a secco per la gran parte dell'anno, ma durante la stagione invernale, soprattutto primaverile, quando le nevi sul Tauro e nello Zagros si sciolgono, si ingrossano con delle piene che sono pericolosissime e devastanti e che avrebbero distrutto questa rete di oltre 340 chilometri di canali artificiali. E proprio per evitare la distruzione dei canali gli assiri costruirono degli straordinari acquedotti, degli acquedotti in pietra che predatano, noi nella nostra visione eurocentrica riteniamo che sempre tutto, come dire, debba discendere necessariamente dal genio europeo, in questo caso dal genio romano, ma in realtà gli ingegneri idraulici assiri e mesopotamici costruivano acquedotti quasi 4 secoli prima del più antico acquedotto romano, che è della fine del IV secolo a.C. Il più grande e monumentale di questi acquedotti è quello che vedete qui, fu scavato negli anni 30 da una missione americana dell'Oriental Institute di Chicago, una struttura colossale, 230 metri di larghezza, 23 metri di lunghezza, scusate, 23 metri di larghezza, alto 10 metri sopra il piano di campagna, con delle arcate che si trovavano al centro, dove vedete la freccia, da dove scendeva l'acqua di questa fiumara che stagionalmente appunto portava la piena. E questo è così una ricostruzione molto precisa, dettagliata e scientifica dell'aspetto che questo straordinario manufatto, questa straordinaria infrastruttura logistica aveva. Bene, fino a poco tempo fa, fino a quando noi abbiamo iniziato il nostro lavoro, si riteneva che l'acquedotto di Gerouan, così si chiama il sito odierno, fosse un unicum, fosse l'unico acquedotto mai costruito dagli ingegneri idraulici assiri. In realtà non è così, perché nella nostra ricognizione di superficie abbiamo individuato ben altri 4 acquedotti non così ben conservati, e uno di questi l'abbiamo appunto scavato quest'anno, è l'acquedotto di Shiv Asha. Shiv vuol dire in curdo, vuol dire corso d'acqua appunto stagionale. Qui vedete il corso d'acqua e quello che rimane, la parte a monte, diciamo, di questo colossale acquedotto che vedete anche in questa foto aerea. E qui vedete con le frecce rosse da dove arrivava l'acqua, il fiume qui girava e l'acqua si infilava sotto le arcate. Questi che vedete qui sono i piloni, 2 piloni, ce ne dovevano essere altri, proseguiremo nello scavo, che sostenevano l'acquedotto sul quale appunto passava il canale, una struttura ciclopica, monumentale, che quest'anno abbiamo portato alla luce assieme a un altro acquedotto purtroppo distrutto un po' dalla speculazione e dalle ruspe, ma qui abbiamo potuto salvare invece una manufatto di straordinaria importanza, 4 blocchi scolpiti con iscrizioni cuneiformi che sono stati copiati e fotografati dal mio collega Luigi Turri dell'Università di Verona e traslitterati e tradotti dal professor Mario Fales, che forse è collegato con noi, che è stato il fondatore della orientalistica all'Università di Udine all'inizio degli anni 90 e a cui va il mio saluto. E qui vedete queste iscrizioni
l'iscrizione recita così: io sono Sennacherib, è il re assiro che costruisce attorno al 700 a.C. questa rete di canali straordinaria di acquedotti. Re del mondo, re d'Assiria, i suoi titoli. Per una lunga distanza dal fiume Khazur io ho fatto scavare un canale fino ai pascoli di Ninive, la sua capitale. Sopra profonde fiumare ho fatto costruire un acquedotto di blocchi di calcare e sopra esso ho fatto passare queste acque. Questo è un documento di importanza straordinaria che siamo riusciti a salvare da quest'altro acquedotto di Shifka Hadra, purtroppo distrutto. Ma non di solo acqua vive l'uomo, potremmo dire, soprattutto nella nostra regione. Non di solo acqua si è occupato in questi anni il nostro progetto, ci siamo occupati anche di vino, come avete già sentito e come avrete capito, perché abbiamo fatto una scoperta veramente unica e eccezionale sulla vinificazione nell'antica Mesopotamia. Fino a questo momento noi sapevamo poco o nulla della cultura del vino in Mesopotamia e nell'antica Assiria. Sapevamo qualche cosa naturalmente perché, come vedete, avevamo dei documenti indiretti, no? Questi straordinari rilievi che vedete qui e qui, che decoravano le pareti dei palazzi reali e che ci davano qualche informazione sui contesti nel quali la corte imperiale assira nell'VIII, IX, VII secolo a.C. utilizzava il vino. Sono contesti rituali, come vedete, quindi religiosi. Qui una libagione fatta dal re su un toro sacrificato, ma anche in occasione di banchetti. Qui vedete servitori in una scena di banchetto che attingono da un grande calderone il vino con questi vasi che noi archeologi sempre noiosi chiamiamo situle, questi termini improponibili, con una protome, una testa di leone che noi conosciamo anche dagli scavi archeologici. Qui altro vasellame proveniente dalle tombe reali delle regine assire, che era utilizzato in connessione con il consumo del vino. Avevamo anche informazioni dalle iscrizioni. Quello che vedete a destra è un documento straordinario, la cosiddetta stele del banchetto di un re che si chiamava Surnasirpal II, che inaugura il palazzo nella sua capitale. Questo è il palazzo distrutto dall'ISIS in una terribile esplosione nel 2015 purtroppo, ma all'interno di questo palazzo si trovava questa stele che rappresenta il re sotto i simboli delle divinità e un'iscrizione, la cosiddetta stele del banchetto, che è un testo straordinario, come vedrete, nel quale il re Assurnasirpal descrive tutti gli ingredienti utilizzati per preparare il grande banchetto di inaugurazione della sua capitale. Vedete migliaia di animali, 14.000 pecore, ma insomma 10.000 uova, 10.000 colombe e così via. Ma fra questi ingredienti anche 10.000 otri di vino, 10.000 marmitte con vino cotto con miele, una specie di vin brûlé, non so quanto buono, e 100 cesti di uva, quindi l'uva era utilizzata in tutte le sue manifestazioni. Questo era quello che sapevamo, non avevamo però alcuna evidenza archeologica su dove e come si producesse questo vino che alla corte imperiale assira era così caro, tant'è che abbiamo numerosi testi che ci parlano appunto di carichi di vino che arrivano dalla Siria, perché la corte imperiale naturalmente ne consuma in quantità significative. Quindi la scoperta di quest'area di produzione vinicola è stata una scoperta molto importante, perché per la prima volta ci ha permesso di toccare con mano, di comprendere come questo processo della vinificazione funzionasse, soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione della materia prima, cioè la produzione e l'elaborazione del mosto che poi appunto fermentato produce il vino. E abbiamo rinvenuto una serie di vasche, ben 14 vasche per la spremitura dell'uva e la produzione del succo d'uva, che poi veniva appunto pigiato, come vedete in questa ricostruzione qui a sinistra, all'interno
all'interno di queste grandi vasche rettangolari, il liquido, il succo d'uva, attraverso un canale di comunicazione che metteva in comunicazione il bacino con questo pozzo circolare, veniva raccolto in questo pozzo. Come vedete nella ricostruzione qui a sinistra, è un confronto con un rivestimento analogo fatto in un sito del Libano, e da qui poi il succo d'uva veniva imbottigliato, diremmo noi, in grandi giare che venivano portate altrove per la vinificazione vera e propria. Ecco, bene, e noi in questa zona, nel sito di Kinnis, abbiamo trovato ben 14 vasche, qui ne vedete 10, altre 4 diciamo non sono visibili in questa fotografia, forse ne troveremo ancora, quindi un'area di vinificazione su scala veramente industriale, fra virgolette. Del resto questo non ci deve meravigliare, perché la regione a cavallo fra l'Iraq del nord e la Turchia orientale continua tuttora oggi, grazie alla presenza di comunità cristiane, a produrre grandi quantità di vini, e vini anche molto pregiati, ad alcuni dei quali, come vedete, è stato dato il nome anche di uno dei più famosi e grandi re dell'impero assiro, appunto Sargon II. A conclusione di questa presentazione io voglio veramente ringraziare di cuore tutti i nostri partner istituzionali, prima fra tutte naturalmente l'Università di Udine, che ci ha sempre sostenuto attraverso il magnifico rettore, la nostra direttrice, e attraverso anche, mi fa molto piacere che ci sia con noi anche la professoressa Compagno, precedente rettrice e prima rettrice dell'Ateneo di Udine. Anche il professor De Toni avrebbe voluto venire, ma in questi giorni non è in città, insomma, a testimoniare anche così la continuità, il sostegno che il nostro Ateneo ha sempre garantito alla nostra attività. La professoressa Compagno, voglio ricordare, nel 2010 venne anche in Siria a inaugurare il parco archeologico del Palazzo Reale di Catania che avevamo scavato, e qui quindi, come dire, formulo ufficialmente di fronte a testimoni l'invito al magnifico rettore, alla direttrice e anche naturalmente ai nostri amici e sostenitori, il dottor Morandini della Fondazione Friuli, l'assessore Cigolot e tutti quanti i nostri sponsor, a venire a visitarci, speriamo, nel prossimo anno. Veramente senza di voi, senza il sostegno continuo della Regione, anche l'assessore l'assessore Rosolén, che oggi purtroppo non ha potuto essere con noi per altri impegni, ha sempre creduto e ha sempre sostenuto questo progetto fin dall'epoca in cui scavavamo in Siria, prima della terribile guerra siriana scoppiata, come ricorderete, nel 2011. Voglio anche ricordare che il sindaco, quando era presidente della provincia di Udine, ci aveva pure sostenuti intendo anche finanziariamente, con finanziamenti della provincia per consentirci di scavare. E poi naturalmente, non certo da ultimi voglio menzionare l'ingegner Zornio di Archeocrowd. L'idea di Archeocrowd è fermentata anche in qualche modo, no? Nel contesto della sua tesi di laurea, discussa qualche anno fa, non ricordo più, e alla quale abbiamo lavorato insieme, e poi l'amico e collega, io non sapevo che fosse collega, Paolo Girardi di 3D Target, che ci affianca, assieme naturalmente al Ministero degli Affari Esteri, senza il cui sostegno anche istituzionale, naturalmente diplomatico, sarebbe difficile lavorare, la Fondazione Alif di Ginevra e la Fondazione Gerda Henkel di Düsseldorf, e naturalmente primi fra tutti la Direzione Generale dell'Antichità e la Direzione dell'Antichità di Dohuk, attraverso i due ultimi direttori, il dottor Hassan Ahmed Qasim e adesso da un anno il dottor Bekas Jamaluddin Hassan, che ci sostengono nella quotidianità. E concludo con un ringraziamento particolarmente affettuoso e sentito alla nostra missione congiunta italo-curda, l'equipe della Direzione Antichità di Dohuk e naturalmente l'equipe dell'Università di Udine, che ha reso possibile tutto questo. Lo dico sempre, a costo di essere stucchevole: l'archeologia non è un palcoscenico per prime donne, per cantanti solisti, è un palcoscenico naturalmente per la musica
corale e senza l'equipe che lavora con noi quotidianamente, studenti della triennale, della magistrale, dottorandi, specializzandi e naturalmente anche tutti i colleghi professionisti di altri atenei che ci affiancano, di altre istituzioni, non avremmo potuto presentarvi tutto quello che abbiamo presentato oggi. Grazie ancora per essere qui oggi. Buonasera intanto, buonasera a tutti. Allora, dopo questa bella presentazione sui risultati scientifici del nostro progetto, io mi focalizzerò invece su raccontarvi quali sono le nostre attività per la protezione del patrimonio archeologico e quali sono le nostre attività di comunicazione, divulgazione, ma anche di coinvolgimento proprio delle comunità locali nelle nostre attività sul campo. Allora, il patrimonio della regione di Dohuk è un patrimonio ricchissimo e come avete visto dalla presentazione precedente è diciamo un paradiso per la ricerca scientifica, perché è un luogo dove ancora si possono fare grandiose scoperte. È un patrimonio quindi ricchissimo per noi archeologi, ma ancora sconosciuto anche al grande pubblico che ancora non conosce tutta questa ricchezza. Purtroppo è anche un patrimonio straordinariamente in pericolo per vari motivi. Uno dei motivi a cui sicuramente voi penserete è legato diciamo, alla situazione geopolitica. E sebbene in parte sia vero, non è sicuramente l'unico elemento che purtroppo minaccia questo patrimonio. Infatti la regione è una regione estremamente complessa dal punto di vista proprio delle varie comunità che vivono nella regione, quindi parliamo di una regione multietnica, multireligiosa, che ha anche sofferto molto nei decenni passati, pensiamo alla persecuzione avuta dal popolo curdo durante il regime di Saddam. Quindi si assiste a uno scollamento di questa comunità con il loro patrimonio, un patrimonio che non conosce e che spesso non sa di avere questa ricchezza alle porte di casa propria, come vedremo più avanti. Quindi in questo momento i grandi rischi per il patrimonio sono legati per esempio all'incuria, al vandalismo, come potete vedere in questo time-lapse in cui ci sono le immagini satellitari degli ultimi 25 anni dell'area di Dohuk, che è questa piccola città che piano piano negli ultimi 25 anni diventa praticamente una metropoli. Uno dei grossi pericoli per il patrimonio archeologico è proprio questo sviluppo insostenibile e incontrollato sia dal punto di vista urbanistico che delle infrastrutture. Per proteggere questo patrimonio noi siamo stati in prima fila sin dall'inizio del progetto in collaborazione con la Direzione Generale delle Antichità e la Direzione delle Antichità di Dohuk, prima con il dottor Hassan Kasim e adesso col dottor Bekas Hassan. Infatti immediatamente il progetto archeologico Terra di Ninive ha deciso non di concentrarsi soltanto sulla ricerca scientifica, ma di investire molto nella cooperazione e nella protezione di questo patrimonio così straordinario e si è focalizzato sul monumentale sistema di irrigazione creato dal re Assiro Sennacherib. Avete già sentito parlare di questo immenso e straordinario sistema di canali, acquedotti, dighe e in particolare quindi si è pensato anche grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con il CNR e l'ITABC di progettare un parco archeologico e anche ambientale che andasse a non solo
proteggere questi monumenti che sono gli acquedotti, ma anche i rilievi rupestri legati a questo sistema di irrigazione, ma anche di rendere fruibile non soltanto al pubblico internazionale, ma prima di tutto alla comunità locale, al turismo nazionale e poi speriamo nel futuro anche al turismo internazionale. I risultati di questo lavoro sono adesso pubblicati in questo volume edito da Roberto Razzi del CNR, che è stato l'architetto direttore di questo progetto legato alla creazione del parco archeologico. E vi faccio vedere semplicemente alcuni rendering di come potrebbero venire questi siti valorizzati, questi siti archeologici. Per esempio qua abbiamo un rendering della realizzazione del percorso turistico e della sistemazione del sito archeologico di Kinnis, che è un sito veramente dalla bellezza spettacolare. Oppure quest'altro esempio in cui appunto si crea lo stesso la costruzione di un percorso turistico di visita per il sito archeologico di Maltai, che è un altro sito localizzato proprio sopra Douk, con una vista mozzafiato sulla città e su tutta la valle, e con alle spalle appunto questi rilievi rupestri che ricordano molto quelli di Faida che abbiamo visto precedentemente col professor Morandi. Se siete curiosi, c'è un sito web che potete visitare dove ci sono raccolte tutte le informazioni, tutti i risultati legati a questo progetto che si è concluso recentemente, ma in più stiamo lavorando e abbiamo appena presentato una richiesta di finanziamento al Ministero degli Affari Esteri, perché speriamo adesso di riuscire ad attuare tutta questa, quindi di passare alla fase esecutiva della creazione di questo parco archeologico e ambientale. Ma adesso ci spostiamo invece di nuovo a Faida, e Faida, come sappiamo, è stato un po' il sito principe della presentazione della giornata di oggi. Il sito di Faida è un sito terribilmente minacciato, principalmente proprio per quello che vi raccontavo prima, cioè per lo sviluppo incontrollato dal punto di vista sia infrastrutture. Qua sulla destra potete vedere che recentemente è stato costruito un acquedotto fondamentale per il vicino villaggio di Faida, che però per posizionare le tubature ha distrutto una parte del canale e ha quasi distrutto il rilievo 4, che è uno dei rilievi più belli e ben conservati tra i 12 rilievi di Faida. Inoltre il canale è assediato da altre attività produttive, come per esempio le fabbriche di blocchi di cemento che potete vedere in quest'altra fotografia, che oltre a incombere sul canale hanno anche riscavato in parte questo in maniera illegale, proprio per proteggere le loro fabbriche dall'acqua che scendeva dalla collina. E da qui ci sono altri scavi illegali, a destra c'è invece la distruzione del rilievo 9, che spesso vedete nelle foto appunto decapitato, perché semplicemente per l'espansione di una fattoria in cui non sapevano si trovasse in quel posto un rilievo, e hanno completamente distrutto metà del rilievo 9, sfortunatamente. Per questo motivo 2 fondazioni internazionali ci hanno sostenuto quest'anno per lavorare proprio e concentrarsi sulla protezione di questo sito. La prima è l'Alif Foundation, che ha contribuito a portare a Faida un gruppo di specialisti, conservatori, restauratori, geologi, idrogeologi, che insieme hanno lavorato per capire come fare a rendere questi monumenti, che sono estremamente fragili anche proprio per quanto riguarda le proprietà della pietra in cui sono scolpiti, come renderli fruibili ai visitatori, perché adesso voi dovete sapere che tutti questi rilievi sono seppelliti di nuovo. Noi ogni anno, dopo la campagna di scavo, siamo costretti a riseppellirli, perché in questo momento non ci sono le condizioni per poterli ancora rendere fruibili alle persone, e soprattutto di lasciarli all'aria aperta senza protezione.
Quindi grazie all'Ali Foundation c'è stato anche tutto un lavoro di documentazione sia fotografica che grafica per capire meglio la situazione di conservazione dei rilievi e si spera nel futuro di continuare a collaborare con loro per la creazione anche qua di un parco archeologico che sia fruibile al pubblico. Invece grazie all'aiuto di Gerd Enkel Stiftung abbiamo fatto un'altra operazione molto importante per la protezione del sito, cioè abbiamo recintato parte del canale, la parte dove sono conservati i rilievi e questo è stato un momento importantissimo perché è stato come diciamo per la prima volta delimitato e identificato il sito e quella che noi chiamiamo core area, su cui non si può costruire, su cui non si può entrare senza diciamo, autorizzazione. Questo ovviamente è un passo avanti importante per almeno la delimitazione del sito e si spera anche la sua protezione da questa espansione incontrollata delle attività produttive dell'area. Però il sito, non dovete immaginarvelo in un deserto, il sito appunto è così minacciato da queste attività produttive perché è vicinissimo al moderno villaggio di Faida. Il villaggio di Faida è un villaggio proprio tipico del Kurdistan iracheno, è un villaggio multietnico, multireligioso, quindi dove ci sono curdi musulmani, yazidi, cristiani, una comunità molto varia che è fondamentale coinvolgere nella protezione del sito, perché ovviamente una semplice recinzione non ha alcun effetto se non c'è e non è sostenibile se non c'è la collaborazione ovviamente della comunità locale. Per questo motivo quest'anno abbiamo iniziato tutta una serie di incontri con la comunità locale e gli abitanti del villaggio di Faida. E in primis un incontro con diciamo, la cittadinanza al centro culturale di Faida, dove abbiamo incontrato varie persone, da presidi di scuola a semplici curiosi, a persone che hanno i loro magari giardini vicino al sito archeologico, per chiedergli cosa sapevano del sito, cosa sapevano di quali erano le nostre attività e cosa ne pensavano riguardo al fatto che avevano così vicino un sito che è straordinario. È stato molto interessante anche per loro, perché loro proprio ci hanno chiesto qual è il beneficio per noi di avere questo sito archeologico qua. E ovviamente ci sono risvolti anche nell'economia del villaggio, oppure nell'opportunità di lavoro dei giovani, e anche semplicemente pensiamo ai ristoranti, ai negozi o a persone che possono iniziare a lavorare nell'ambito dell'accoglienza, del turismo, delle visite per esempio. Un'altra attività che ci ha reso molto felici è stata diciamo, l'interazione con le scuole elementari di Faida. Abbiamo avuto 2 classi di bambini tra i 7 e i 9 anni che sono venuti a visitare il sito e con loro abbiamo un po' indagato per capire qual era la loro conoscenza sui siti archeologici della loro regione. Molti di loro non sapevano che c'era un sito archeologico a Faida, non conoscevano gli altri siti, però erano tutti molto incuriositi, hanno fatto moltissime domande e molti ci hanno chiesto di poter tornare con i loro genitori e i loro fratelli, quindi insomma sicuramente ci ha fatto piacere vedere che questi piccoli semi possono portare a una maggiore interazione con gli abitanti di Faida. E per loro avevamo preparato tutte delle brochure così che avessero anche qualcosa appunto da portare a casa, trilingue. Ora vi faccio vedere un esempio in inglese in cui c'è proprio una breve descrizione del sito e del suo significato, e poi questo bel disegno colorato che è fatto da Elisa Girotto. Le traduzioni sono state fatte dal collega Kovan Yassin, appunto con cui abbiamo giocato per tentare di capire, di riconoscere le divinità, a cosa corrispondevano, cosa rappresentavano, i loro simboli, i loro animali sacri.
E insomma, questo noi speriamo di continuare a coinvolgere diverse scuole di Faida, non soltanto le scuole kurde, ma anche le scuole per esempio arabe, e speriamo di portare anche bambini da Dohuk, avevamo già dei contatti con la scuola inglese, la scuola francese, insomma portare più giovani ragazzi possibili. Abbiamo avuto anche la visita invece dell'Istituto di Belle Arti di Dohuk, anche loro ragazzi quindi un po' più grandi che appunto sono anche loro veramente, ci ha fatto piacere vedere quanto interesse e quanta curiosità c'è dietro a questi ragazzi, che quando appunto persone magari che hanno anche studiato all'università o che si sono laureate certe volte non hanno poi conoscenza del sito archeologico di Kinis, dove vogliamo creare il parco archeologico, che è un sito eccezionale, unico al mondo. Molti di loro magari non ci sono mai stati o non lo conoscono proprio. Infine, noi ormai sono tanti anni, sono almeno 7 anni che siamo molto attivi anche sui social media. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Twitter e il canale YouTube, in cui spero molti di voi ci stanno seguendo adesso. Ci trovate con questo nome, Land of Ninive AP, Archaeological Project, perché questo è il nome inglese che utilizziamo normalmente a livello, diciamo, internazionale. Abbiamo molte interazioni, per essere una pagina di un progetto archeologico abbiamo molti seguaci, principalmente italiani, principalmente proprio della zona del Friuli, e poi moltissimi curdi che interagiscono con noi con domande, insomma ci fa piacere quindi avere anche questo tipo di contatto con diciamo, le comunità locali sia qua che in Iraq. E poi c'è il sito internet che vi invito a visitare, ma soprattutto vi invito a visitare perché per avere accesso alla visita virtuale dovete prima visitare il sito e poi da qui vedete nei menu visita virtuale, da lì potete accedere e il dottor Alessandro Cecili successivamente vi farà vedere come un po' di questa visita virtuale. E adesso l'ultima informazione che vi do è che abbiamo in piano un'altra novità, infatti è in preparazione un documentario sull'impero assiro in cui noi saremo protagonisti. Questo documentario sarà prodotto dalla Bamboo Doc di Strasburgo, una società di produzione fondata da Luis e Sara Miranda, che ha già appunto avuto accordi con il canale Arte, il canale franco-tedesco Arte, National Geographic, si parla di una possibile coproduzione con Rai 1 e forse anche con Netflix. Questo ovviamente noi saremo protagonisti di questo documentario in cui si andrà a scoprire attraverso gli occhi degli archeologi l'impero assiro proprio nel cuore dell'antica Assiria. E ora vi faccio vedere un trailer. The outbreak of the war in Syria, where my team and I have been working for the past 25 years, has brought me to choose this area of northern Iraq with the aim of exploring for the first time on the ground the real core of the Syrian Empire.
The Assyrian kings carved gigantic images of their gods to celebrate the construction of these huge canal systems that included also the first stone aqueducts in history, and celebrated these great achievements through the carving on the rock of monumental celebratory inscriptions describing their achievements and their personal relationships to the gods. Up to now, what we knew of the Assyrian Empire were mainly the great capital cities of the empire, Ashur, Nimrud, Khorsabad, and Nineveh, thanks to the pioneering excavations which had been carried out in the 19th century by British and French archaeologists. The countryside, the landscape surrounding these great capital cities was still unknown. Ecco, buonasera. Assolutamente mi unisco ai ringraziamenti al magnifico lettore, a tutte le persone che sono intervenute. Lo faccio personalmente, lo faccio anche in qualità di rappresentante, come ha accennato il professor Guido Giordano, del nostro dipartimento e della nostra università. Questa avventura è iniziata un po' per caso, no? Con un incontro con il professor Bonacossi, e ho trovato anch'io, devo dirlo, no? Un entusiasmo arrivando alla missione di persone come se fossero lì dal primo giorno di scavo. Quindi questa cosa sicuramente è stato un tema molto forte che in qualche modo mi ha coinvolto immediatamente. Anche noi siamo parenti affini, geologi e archeologi sono molto vicini, quindi il campo, la campagna ci rende diversi dai momenti, diciamo, del quotidiano, no? E quindi questo ha creato subito un forte feeling e una forte collaborazione. Abbiamo già fatto tante missioni internazionali con altri progetti archeologici, tra l'altro sostenuti negli anni per la parte tecnologica da 3D Target, che ci ha fornito sempre in quest'ottica di collaborazione con i progetti di ricerca e strumentazione sempre allo stato dell'arte, e questo ha creato una sinergia forte. Quindi è iniziata una collaborazione molto alla pari, per cui le idee che venivano proposte su come utilizzare le tecnologie di supporto, di sostegno in collaborazione con la missione sono state quasi naturali, no? Un'esperienza molto interessante. Devo dire che noi veniamo il nostro laboratorio, nel frattempo Daniele ha cambiato nome, non si chiama più Lab GIS, ma si chiama Digital Earth Lab, perché dopo tanti anni di esperienza sulla gestione e l'utilizzo delle tecnologie per la descrizione, gestione e analisi dei dati territoriali, qualunque essi siano, li abbiamo riconfinati in questa definizione che assolutamente è quella che più si addice. Quindi in qualche modo superando il tema della cartografia analogica, della cartografia digitale, cioè tutto ciò che costituisce e che può essere rappresentato dal punto di vista digitale sul nostro globo, funziona allo stesso modo. Questo è molto importante perché crea delle reazioni immediate. Quindi allora la nostra esperienza è iniziata, diciamo, facendo i rilievi con strumentazioni non a contatto, fondamentalmente laser scanner, sia diciamo classici, quelli che si mettono sul treppiedi per capirci, per fare le acquisizioni 3D ad altissima risoluzione, sia a luce strutturata, cioè tutti quegli elementi, tutti quegli strumenti che servono per ricostruire la realtà. Il nostro obiettivo, la visita virtuale, è una uscita di questo percorso che abbiamo iniziato di collaborazione. Quando si fanno questi rilievi tridimensionali, l'obiettivo principale è quello della raccolta dell'informazione
per far sì che questa informazione tridimensionale possa essere utilizzata fondamentalmente come testimone del rilievo e come memoria, e su questi dati tridimensionali poi si possono fare delle analisi, processi erosivi, ricostruzioni e quant'altro. E gli strumenti che abbiamo utilizzato poi in realtà permettono anche di essere utilizzati per virtualizzare ciò che viene ripreso. E quindi in qualche modo la prima uscita che abbiamo costruito nel nostro percorso di collaborazione è qui rappresentata con questa visita virtuale, che in questo momento lo vediamo come una visita su desktop, su web, per cui possiamo navigare i siti, vedete, con delle classiche immagini 360. Ad ogni immagine 360 possiamo eventualmente aggiungere informazioni. Io non faccio la visita virtuale, altrimenti ci stiamo tutta la serata, ma vi invito a vederla facendovi vedere quali sono le caratteristiche più importanti. Qui collegare delle informazioni, come possono essere delle immagini, oppure piuttosto quelle che avete visto, oppure piuttosto dei video, degli audio, tutte le informazioni che servono per arricchire. È partito. Let us introduce you to this extraordinary site. Quindi le informazioni che possono in qualche modo arricchire e rendere la visita interessante. Ovviamente ci possiamo muovere su tutti i siti che in quel momento, fino a questo momento abbiamo raccolto, mancano quelli dell'ultima campagna che andremo a integrare assolutamente, e anche ovviamente vedere sempre, potendo anche zoomare sulle immagini, spostarsi, e questo ci permette anche di avere un'idea, una percezione dello spazio, no? Del sito e dello scavo. E anche qui raccogliere informazioni piuttosto che vedere video o delle immagini ancora diciamo rappresentative. Ma la cosa anche interessante rispetto a questa navigazione, che è già una testimonianza, è che possiamo anche vederla in realtà virtuale ponendoci degli occhialetti. Quindi una semplice applicazione APK, piuttosto che andare su appunto questa iconcina in VR mode e poter navigare come se fossimo all'interno del sito. Questa è un'opportunità molto importante, perché adesso, per esempio, col tema della didattica a distanza, questa possibilità che un docente, anzi che il professor Bonacossi o chi per lui, possa illustrare agli studenti che sono qui, no, virtualmente, le informazioni che sono sia presenti sul sito oppure sia raccontarne la storia. Quindi in qualche modo diventano anche ovviamente sistemi per rappresentare, diciamo, lo stato dell'arte della conoscenza. E queste informazioni per noi sono, diciamo, ecco, questa per esempio vi faccio vedere, in questo caso vedete si sdoppia l'immagine, con degli occhialini è possibile vedere, diciamo, la visualizzazione in realtà virtuale. Ecco qua, questo qui, così, vediamo se riesco a uscire da qui, ecco, perfetto, e rientro. Ovviamente abbiamo virtualizzato tutti i siti, al momento, diciamo, raccolti. Questa opportunità ce la dà lo strumento laser, e vi faccio notare la qualità delle informazioni, perché la tecnologia in questo momento, cosa diversa dai primi lavori che abbiamo fatto, permette di acquisire una nuvola di punti e contemporaneamente un'immagine equirettangolare, prima una 360 che poi viene trasformata in equirettangolare. Cioè contemporaneamente con uno strumento riusciamo a fare due cose, quindi avere a disposizione l'informazione tridimensionale e l'immagine per poter essere navigata. Faccio un lancio brevissimo, così non vi rubo tanto tempo, perché questo progetto parte da quest'altra acquisizione. Questa qui non è un'acquisizione solo di navigazione virtuale. Riusciamo qui quindi a navigare non solo l'immagine, ma possiamo per esempio prendere delle misure. Abbiamo degli strumenti di interrogazione della nuvola di punti acquisita. Allora, in questo momento, quindi io posso prendere delle misure e fare diciamo, questo è molto utile perché posso in qualche modo interagire. Quindi non ho più solamente una visita virtuale, che è già il nostro primo obiettivo. In questo momento diffondiamo e utilizziamo questo strumento per far conoscere il sito. Ma nel frattempo stiamo costruendo un'infrastruttura dati, che è quella che proviene dall'acquisizione laser, per poter poi fare analisi sul dato, che è l'altro nostro secondo obiettivo. Ce n'è un terzo su cui stiamo lavorando, che è quello di sistematizzare queste informazioni. Cioè questi dati devono essere raccolti in un repository in modo tale che io poi li possa utilizzare come un'informazione geografica complessa, ma che poi mi permette di fare ulteriori elaborazioni, recuperare l'informazione, fare anche confronti. Abbiamo fatto 2 campagne
abbiamo 2 acquisizioni laser dello stesso sito, il 7, l'8, il 10, il 4, eccetera. Su quello possiamo fare dei confronti e vedere come i processi erosivi, anche solamente in 1 anno o in 2 anni, sono intervenuti. Quindi avere strumenti di questo tipo vuol dire avere anche la capacità di poter fare delle analisi di tipo geoarcheologico abbastanza spinto. Questo ovviamente abbiamo visto non so quanti siti, oltre 1000, no? L'utilizzo di questa tecnologia è ormai diventato il classico esempio per fare archiviazione di base dell'informazione che viene raccolta, quindi diventa lo strumento, diciamo, di uso normale. Noi ci occupiamo anche, ce lo siamo detti con Daniele, di trasferimento tecnologico. Sono strumenti e modalità di acquisizione che possono essere lasciate sul campo a chi poi dovrà continuare il lavoro, no? Cioè le comunità locali, eccetera. Questi strumenti diventeranno sempre più semplici da utilizzare e più economicamente sostenibili. Quindi c'è anche un obiettivo di diffusione e trasferimento tecnologico per rendere poi efficace il percorso fatemi dire, il percorso virtuale, quasi virtuoso, di quello che abbiamo tirato su. Ecco, questo in sintesi. Io vi posso non tediarvi a farvi vedere tutti i 10 siti, 12 siti, ma vi invito a fare questo giro virtuale, se riuscite anche con degli occhialetti molto semplici, dei cardboard, sono delle cose che veramente costano tipo, non lo so, 5 euro, pochissimo, scaricare l'APK e poter fare la visualizzazione da casa di un sito che è ben lontano. Ecco, grazie, vi ringrazio a tutti. Grazie. Vorrei sapere se questa tecnologia è utilizzabile per capire, per esempio a distanza tra un anno e l'altro, se c'è stata anche una molto piccola perdita di materiale, per esempio per abrasione piuttosto che per spolvero della superficie, sì, e qual è lo spessore minimo che è rilevabile? Allora, noi quest'anno abbiamo introdotto, siccome il laser scanner classico, quello che usiamo in fase, e qui c'è anche Paolo, su questo ci può dare ulteriori ragguagli sulle ultimissime tecnologie, vabbè, sei caduto. Con quello, diciamo, da 3 piedi classico che ci hai visto utilizzare, lì siamo nell'ordine di qualche millimetro. Per arrivare a dettagli più spinti, quest'anno abbiamo portato una luce strutturata. Quindi siamo nell'ordine del decimo mezzo millimetro, riusciamo a farcela, non è l'ultimo strumento che abbiamo utilizzato, però l'abbiamo fatto apposta perché una delle prime richieste che ci è stata fatta è scendiamo di risoluzione per andare a vedere i processi, ad esempio, di erosione, oppure calcificazione, oppure di altri fenomeni che vengono sulle superfici, che sono molto di dimensioni estremamente piccole, intorno al millimetro se non sotto, e quindi da questo punto di vista la tecnologia ci viene di aiuto. Quello che bisogna fare è fare una campagna di rilievi successivi e ovviamente allineare le informazioni in modo che possa essere fatto un cloud compare, si chiama anche così, di fare un confronto e su quello poi tirare fuori delle informazioni di perdita, di aggiunta, eccetera. Quindi si può tranquillamente utilizzare come strumento di monitoraggio? Assolutamente sì. Se Paolo ha ultime informazioni sugli ultimi laser scanner, ma l'abbiamo fatto in altri casi, dove c'è situazione, per esempio, con manufatti in terra cruda, dove è più veloce, i processi di erosione sono più forti. In Sud America è stato fatto, dove ci sono appunto il Niño che passa, in una stagione può toglierti 1, 2, 3 millimetri, facendo questa sovrapposizione si riesce a vedere la perdita e quindi anche gli interventi da fare. Sì, l'ho detto all'inizio, cioè la visita virtuale è un invito per tutti, cominciate a vedere e a conoscere il sito. È un'uscita di tutti i prodotti che stiamo realizzando, ma la nostra mission come Dipartimento di Scienze e come laboratorio di DigitalEarth è dare un supporto soprattutto all'analisi dei dati che vengono fuori e poi, per esperienza ormai ventennale, alla gestione di queste informazioni. Altrimenti lo perdiamo questo patrimonio, no? Cioè finisce nei cassetti e negli anni lo perdiamo. Dobbiamo invertire questa tendenza e questa missione ha avuto l'attenzione e la cura di avere uno sguardo verso questa direzione, assolutamente. Grazie a voi. Grazie mille Alessandro e grazie a tutti per essere intervenuti così numerosi. Speriamo che sia stato interessante e che abbiate voglia di continuare a seguirci attraverso i nostri social media
e visitare anche il sito virtuale di Faida, e che in un futuro auspicabilmente non troppo lontano, sia possibile anche per tutti visitarlo magari in loco. Grazie ancora per essere venuti, arrivederci e buon Natale a tutti.